saliamo nell'ascensore per andare verso il castello dove Cagliari è stata bombardata nel 1943-42. Ecco l'ascensore e siamo dentro. Guardate come dall'ascensore. Guardate il castello. Perfetto. Siamo arrivati. Fai l'intro. Let's go. Buonasera a tutti ragazzi, sono io, Andrew Pepper, l'Indiana Jones della Sardegna. Vedete dove mi trovo? In queste piccole vie strettissime di Cagliari antica, che parlo del 1942, quando Cagliari viene bombardata dagli americani, ma parlando anche dell'antichità, quando c'erano i romani, dove tutti gli abitanti erano vestiti da guerrieri, da medievali. Questo è un castello dove qui ci viveva, non so, un re, la regina, una cosa del genere. E quindi qui siamo dentro a un impero cagliaritano che si chiama Castello. Guardate, tutte vie
molto strette, molto misteriose. Si direbbe che qui c'è stata, qui voglio dire, c'è un po' anche i brividi. C'è morta un sacco di gente durante la seconda guerra mondiale, quando Cagliari, diciamo, vedeva per l'ultima volta la luce, perché qui Cagliari è stata veramente colpita dalle bombe degli americani, e quindi oddio santo, questo non ci voleva. Perché qui le luci sono tutte spente? Mi fa venire veramente i brividi. Fa venire i brividi, ragazzi. Qui siamo proprio nel buio profondo, dove c'è proprio la zona di Cagliari proprio infestata dai fantasmi. Perché quando Cagliari viene bombardata, quanti morti ci saranno stati durante la guerra? Per liberarci, ragazzi, perché sono passati 5 macchine al momento che vi sto raccontando come mai mi trovo in questo punto, ragazzi. Questo è il punto dove Cagliari è stata colpita molto dalle bombe degli americani, perché gli americani sono venuti per liberarci dai nazisti e i fascisti, e quindi questo è il punto più terribile. Infatti questo è il punto dove io voglio far venire qui questi grandissimi youtuber che io seguo molto, che li amo tanto. Perché questo si è acceso perché si è acceso all'improvviso questa cosa? Questa specie di culto? Chi è questa? È la Madonna con Gesù bambino, e si è illuminato all'improvviso, prima era spento. Sta tornando di nuovo le macchine, e quando mai. Torno subito, ragazzi. Bene, se avete notato, le luci si sono accese. Per quale motivo? Per quale motivo? Forse perché è arrivato una persona come me, che innanzitutto sono un Indiana Jones, e sono armato di croci, c'ho un sacco di rosari, e soprattutto c'ho la collana benedetta di San Michele Arcangelo, l'angelo delle milizie celeste che ha sconfitto una volta Satana. E non vorrei che forse gli angeli mi hanno fatto accendere le luci per avere più, non so, la strada più, secondo me, non so come spiegarlo. Gli angeli mi stanno mandando nella strada con la luce, senza che io possa affrontare l'oscurità. Incredibile. Per cui ci vediamo dopo, però prima vi voglio far vedere la zona più infestata. Andiamo subito. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati. Siccome questa è la zona molto più colpita di Cagliari, perché qui siamo proprio all'angolo dove le persone o i soldati sardi vedevano gli americani o gli inglesi arrivano qui a colpire Cagliari, perché se avete notato questo è il punto dove Cagliari era proprio di mira, perché è la zona più importante e più conosciuta. Io vi sto dicendo come mai sono qui. Questa è la zona dove voglio portare, ripeto, a questi grandi youtuber che sto seguendo già da tantissimo tempo, che li voglio anche pure salutare, che adesso vi dico i nomi. Voglio portare qui il Ghost Hunter, che non so se l'ho detto bene la frase, però sono i PIT, Investigation Team,
che sono dei youtuber che vanno a caccia di fenomeni paranormali e anche tanti tipi di presenze tipo fantasmi, demoni e storie che sono state colpite da questi fenomeni, però io non me ne intendo così tanto. Però se volete scoprire su queste cose, sui fantasmi, sulle storie di qualunque posto che sono state, capito, colpite, sono stati manifestati, seguite questo canale. Cercate PIT, Paranormal Investigation Team, che si chiamano questi Paolo e Debbie. Questi due ragazzi, loro in genere sono in gruppo, sono 3 uomini e una donna. Loro vanno a caccia di fantasmi e io li voglio portare qui a Cagliari per far visitare questo posto che veramente secondo me è molto infestato, perché vi sto raccontando di Cagliari quando era stata bombardata dagli americani. E quindi questo è il punto, che secondo me c'è qualcosa di veramente di molto interessante per loro. Non so quando potranno arrivare qui in Sardegna, ma spero che loro mi possano accettare la mia proposta per fare una collaborazione, per aiutarli per fare un'indagine qui. E quindi io sono pronto a tutto. Adesso vi faccio vedere proprio la zona proprio dove veramente il mio cellulare ha staccato la mia ripresa, come se c'è qualcosa veramente qui che me l'ha fatto far spegnere. Infatti qui ci vuoi portare subito a Paolo e Debbie quando possono venire qui in Sardegna, perché le voglio fare una missione qui, una segnalazione voglio mandarli. Quindi allora, questo è il punto dove è stato colpito, dove ci sono delle presenze e soprattutto anche qui dentro. Però noi entreremo proprio nel punto più terribile che si trova lì. Ve la sentite di andare a vedere che cosa c'è là dentro? Allora mettetevi a sedere nella sedia e andiamo subito a vedere questa cosa. Vai, andiamo. Guardate che pilastri. Che cosa sarà questa cosa? Che cosa sarà? C'è anche un silenzio. Questo si chiama, ragazzi, spero che questo video lo stia guardando anche Paolo e Debbie, si chiama Pazzita, significa piazzetta, Maria Lai, artista Ulasai 1919, Carteggio 2013. Molte frasi in sardo è impossibile a dirle, è molto difficile. Guardate questa finestrina che è misteriosa. Che cosa ci sarà qui dentro? Qui, ragazzi, è veramente infestato, perché io ho i brividi, ragazzi, ho i brividi. E guardate poi anche queste finestrine. Guardate queste finestrine, adesso ve lo faccio vedere subito, ragazzi, che io sono una persona che vi accontenta. Guardate, sono tutti rifugi della seconda guerra mondiale. Guardate, sono tutte stanze dove porte proprio antiche, proprio porte proprio antiche. Guardate, questo balcone è molto antico, guardate, e ci sono anche i piccioni che stanno dormendo.
saluto, senti la messa, la musica della chiesa, fa venire veramente i brividi. Questa zona, guardate, fatto tutto di legno e tutte queste finestrine con le sbarre, che cosa ci può attraversare? Tipo le prigioni, quando buttavano qui dentro gli schiavi. Oddio santo, sono molto curioso di sapere che cosa ne pensa Paola e Debbie quando li porterò qui. E poi che cosa ci sarà su questa porta che hanno sigillato? Guarda anche questa, come l'hanno sigillata con gli anni. Non ci posso credere. C'è qualcosa di veramente molto misterioso qui. Miei cari amici, non vedo l'ora di invitarvi, che voi possiate venire insieme con me qui. Se sta cacchio, le campane mi sono veramente azzeccato. Scusate, ma io sono da solo, ragazzi. Voi non vi immaginate quanto coraggio ho di venire qui da solo, che nessuno non vuole venire con me. Infatti qui ci vuole portare i pit. Loro già verrebbero con me, di certo. Guardate un'altra finestrina, adesso spero che la illumino. Guardate. Guardate come sono fatte veramente da castello. Si è sentito le campane, infatti, perché qui c'è una chiesa. Io pensavo che fosse di Lanzarote. Guardate, qui c'è una chiesa. Io voglio sapere una cosa, quando se ne vanno via questi turisti? Mi hanno rotto, guarda, mi hanno veramente rotto. Guardate, anche questa è una specie di cattedrale. E questa è la chiesa, e questa è la chiesa più importante di Cagliari. Si chiama questa chiesa, fammelo ricordare, oh Signore Benedetto, fammi ricordare come si chiama questa chiesa, che mi sono già dimenticato, cioè, sono di Cagliari e non mi ricordo mai la chiesa. Non me lo ricordo più, ragazzi, però guardate che bello, guardate che bella chiesa. Non vorrei che questo sia, ecco qua, c'è scritto qui, la cattedrale di Santa Maria. Sì, poi il cappello sta volando, che qui c'è un vento terribile. È la cripta della cattedrale di Santa Maria. Guardate, cattedrale, e qui c'è scritto qui, cattedrale Santa Maria alla cripta. Qui c'è un sacco di cose molto interessanti, se per caso i ragazzi di vorrebbero visitare prima di iniziare l'indagine a mezzanotte, perché se loro vengono qui dovrebbero venire di notte per fare un po' delle presenze, sentire se ci sono dei segnali tipo elettromagnetici, perché venire adesso non si può, è pieno di turisti e quindi disturbano la nostra trasmissione che dobbiamo far vedere ai nostri della famiglia dei Pit Family, della fanpage, e quindi scalloni, sì, pieno di turisti. Ma che andatevene via, che cacchio, è settembre, dai, tutti a casa. Vi ho fatto vedere la zona dove voglio far vedere i pit, la zona che loro dovrebbero fare un'indagine paranormale, perché qui Cagliari è stata molto colpita, perché siamo in alto e quindi è più facile che le bombe arrivano, e quindi chissà quante bombe sono cadute
nel punto dove eravamo prima. Quindi adesso noi ritorniamo indietro, passiamo dall'altra parte, così vi faccio vedere l'ultima zona che li voglio far entrare, e poi chissà se per caso loro mi accettano per andare a qualche altro posto. Vi voglio proporre un altro posto interessante, però è abbastanza molto lontano, molto lontano. Si trova in Ogliastra, si trova il paese fantasma del Gairo. Comunque se andiamo verso là vi faccio vedere che cosa si trova lì di zona, un po' che fa venire le ansiette, come dice Gianmarco Zagato. Andiamo, vai, let's go. Oh. Per fortuna che qui non c'è proprio silenzio, perché qui ci sono case. Oddio santo, qui che cosa c'è? Oddio. Ragazzi, spero che mi state guardando anche voi, Pete, Paolo, Debbie, Simone e tutti gli altri. Qui dentro che cosa ci sarà? In questa sbarra, se io accendo le luci, il problema è questo, che hanno tutto sigillato, la porta, il balcone con la finestra, ma ovviamente proprio tutte sono state sigillate. Che cosa ci sarà qui dentro? Andiamo subito a scoprirlo. Ma stai scherzando? Aspetta, fai mettere la luce, quella là che espande. Ecco fatto. Guardate ragazzi. Che cacchio, guardate. Finita ragazzi, ve lo faccio subito vedere. Perché si sta... Posso credere, fa finire i brividi ragazzi, che cosa ci sarà? È tutto un mascello qui c'è, guardate, non ci posso credere. Oh Santa Maria Vergine, San Michele Arcangelo, proteggimi, ti prego, ho bisogno di te. Qui non so che cosa ci sarà stato con gli anni. Ci sono anche piattini di carta, come qualcuno ci ha fatto una cena qui o un pranzo. Sta arrivando una macchina, devo spegnere le luci, è veramente inquietante. Qui ci vuole l'M1 di Debbie per vedere che cosa è stato. Guardate, sento quel rumore. Ripeto, qui ci vuole l'M1 di Debbie per vedere se qui c'è qualche presenza. E stranamente qui non vedo simboli strani, tipo numeri che appartengono molto tipo sulle streghe, queste cose che voi avete in comune. Parlo con voi, sto parlando con voi della Pit Family, della fanpage. Voglio sapere se qui ci saranno dei numeri, dei simboli tipo Infinitium, perché questo è veramente... Là un altro ragazzi, ce n'è un altro rifugio dove hanno vissuto. Si è spenta una luce, si è spenta la luce ragazzi. Si è spenta la luce, oddio, che ansia che c'è. Vediamo cosa c'è qua dentro. Cazzo. Ma che cazzo, ma questo è una cantina. Stai scherzando? È una cantina. Ma stai scherzando? Una cantina
dove hanno vissuto. Ma è magnifico. È pieno di rifugi, cantine. Parlando del 1942, massimo 43. Qui comincia già a essere poco poco più moderno, eh? L'hanno strutturata questa casa. Ah, qui c'è il famoso occhio di Ace, l'occhio... Guardate che figata. La figata, sono bravi, eh. I Raiders sono bravissimi. Vedete? Lì si torna di nuovo dove c'è la chiesa. E poi si scende di nuovo verso Piazza Yen. Bene, allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bellissimo like, iscrivetevi nel mio canale Andrew Pepper Indiana Jones Sardegna e ricordatevi, se siete curiosi di sapere storia su Cagliari, vi posso indirizzare solamente 2 persone che vi può raccontare la storia detto precisamente, perché io vi posso spiegare quello che so io, però se volete sapere qualcosa cercate Marcello Polastri anche su YouTube e lui vi racconta tutta la storia di Cagliari sotterranea e soprattutto storia sulla Sardegna. Lui è un professionista e quindi cercate lui e vi racconterà tutto. E quando volete invitarmi per fare delle indagini paranormali, chiamatemi e io ci sono disponibile a tutto, ok? Perché è il mio lavoro quindi lo faccio per aumentare le mie iscrizioni, i miei follower e soprattutto aumentare la mia bravura, ok? Allora ragazzi, io vi saluto e ci vediamo alla prossima produzione, ragazzi, alla prossima investigazione paranormale di Andrew Pepper, senza strumenti, perché i strumenti, se li volete vedere, dovete subito andare a vedere i nostri amici, i Pit che loro hanno tutti l'attrezzatura. Ok, spero che i Pit mi stanno guardando, io vi aspetto qui a Cagliari, contattatemi e cercatemi, se no potete entrare in contatto anche con questa ragazza che è un amministratore della Pit Family, della fan page, insieme con Giada. Cercate loro e loro vi diranno tutto, perché loro hanno il mio numero di cellulare e quindi cercate loro, va bene? Allora io vi saluto, un grandissimo saluto da parte mia, da Cagliari e ci vediamo alla prossima esplorazione. Guardate cosa c'è qua prima di chiudere. Qui c'è una specie di... Aspetta che provo a farlo vedere bene, però c'è una luce. Guardate che cosa c'è qua sotto. Non so che cosa ci sia, ma è veramente spettacolare. Avete visto? Aspetta. Avete visto? Ok, non ce la faccio più perché fa male il braccio. Ciao ragazzi, alla prossima. Un saluto da Indiana Jones. Ciao, let's go.